Accanto a me Giulio De Doni Trasporti, che opera nel settore ormai da 40 anni, quindi un importante operatore del settore turistico. Grazie, sì. Ci siamo dati da fare come sezione trasporti appunto per migliorare sempre la qualità, offrendo sempre, cercando di fare del meglio per soddisfare le esigenze della clientela, perché dal 67 abbiamo iniziato a cambiare i pullman ogni 4-5 anni proprio per dare la possibilità al cliente di essere soddisfatto nelle proprie esigenze. Sono dei pullman ovviamente più sofisticati che meglio si adattano anche alle esigenze della clientela. Esattamente, abbiamo l'ultimo tipo di autobus della Mercedes, che sono tutti pullman ecologici, innovativi, proprio bellissimi per l'impatto ambientale, per tutti i problemi che ci sono, e quindi cerchiamo sempre di più di dare la soddisfazione al cliente per viaggiare bene. Ecco. Vi siete anche organizzati magari col Comune di Cagliari per il trasporto appunto dei passeggeri, anche da chi proviene insomma dalle crociere, navi da crociere? Difatti l'ultima crociera l'abbiamo fatta proprio domenica scorsa, che c'erano 30 autobus, perché abbiamo portato in giro per Cagliari 1500 persone e sono rimasti molto contenti sia del servizio e sia anche dell'ospitalità che hanno trovato qui in Sardegna. Quindi ritiene che sia insomma un volano anche questo dell'economia sarda? Molto molto importante, diciamo che potrebbe essere proprio il momento di lanciare ancora di più e cercare di sviluppare il servizio di far arrivare ospiti in Sardegna. Ecco, anche questa fiera qui logicamente è molto importante ed è stato benissimo organizzarla, e in più ho visto già dalle prime ore di stamattina che le cose stanno molto ma molto migliorando. Avete già preso dei contatti? Ancora no, però stanno iniziando ad arrivare adesso perché è finita la conferenza l'inaugurazione. Sì, l'inaugurazione, la conferenza poco fa, quindi stanno iniziando ad arrivare. Ho visto molta gente in giro, quindi auguriamoci di fare anche dei contratti. Questo è l'auspicio. Arrivederci. Grazie, arrivederci.